quello che è nato ormai un anno fa come movimento culturale e si sta trasformandosi in movimento politico. Se Vannacci sarà o meno l'uomo di punta non è ancora dato sapere, ma l'ispirazione è chiaramente identitaria. Il nome del partito è ancora tutto da creare e non sarà probabilmente quello del movimento culturale dal quale prende origine, quel Il mondo al contrario che fa dei 12 capitoli dell'omonimo libro del generale il manifesto fondante. A Grosseto in novembre il congresso che farà nascere la creatura politica legata a doppio filo al personaggio più discusso degli ultimi mesi, capace di fare incetta di voti alle europee in seno alla Lega, ma da indipendente. 500.000 voti pronti a essere replicati in futuro, lontani dalle bandiere del Carroccio. Le 72.000 preferenze di Vannacci in Veneto sono tutte nostre, spiega con orgoglio il responsabile regionale veneto Levis Trevisan, veterano dei Vigili del Fuoco di Venezia. Uno dei coordinatori territoriali guidati dal responsabile a nord-est, il giornalista e blogger Marco Belviso. Insomma, il movimento culturale con tanto di pagina Facebook di supporto, gli amici del nord-est per Vannacci, con o senza X a ricordare la 10ª Mas, si è ormai radicato nel territorio e punta a scendere in campo, magari rintuzzando i malumori dei leghisti. Il bacino elettorale di questo partito potenzialmente esiste, ovviamente il grosso delle persone che hanno votato Vannacci nella Lega non avrebbero mai votato Lega se non ci fosse stato Vannacci, questo è sicuro. Nel Triveneto, dove ci sono Zaia e Federica, sono state le due regioni dove gli stessi governatori hanno dato indicazioni di voto non certo a favore di Vannacci, quindi che il rapporto non sia idilliaco fra i governatori e Vannacci è sicuro. Poi sappiamo bene che nella Lega c'è una componente salviniana e una componente critica col segretario. I mal di pancia nel Carroccio ci sono, inutile negarlo, con più di un leghista convinto di aver allevato una serpe in seno, anche se Vannacci è atteso come ospite sul palco di Pontida il 6 ottobre. Ma per il futuro partito il messaggio al centrodestra è chiaro. Sicuramente c'è bisogno anche di ideologia, mi pare che, e di coerenza. Mi pare che fino adesso coerenza e ideologia siano mancate nel centrodestra, perché non è possibile, voglio dire, che rispetto ai tanti proclami che vengono fatti in campagna elettorale, all'indomani, quando si vince, tutte queste promesse vanno in dimenticatoio. Omofobia, razzismo e fascismo, le accuse che il movimento ormai quasi partito è deciso a rigettare. Non siamo assolutamente di estrema destra, siamo un movimento culturale di persone, voglio dire, che è piuttosto eterogeneo. Se poi quella X che faceva riferimento nel pensiero di Vannacci alla 10ª, non quella fascista, ma a un altro tipo di 10ª, va a preoccupare tanto, voglio dire, i sogni o la tranquillità dell'Ampi. Pensare ancora ai sommergibili di 100 anni fa mi sembra veramente un segno di resa.